Adesso che sta mischiando mamma mia. E che suono, mamma mia, che suono. Vabbè, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato, batta napoletano. Come state? Vai giù, spero tutto bene. Noi in questo video andiamo a fare il post partita del Napoli, della partita che si è giocata oggi allo stadio del Como, che non mi ricordo come si chiama. Como Napoli finita 0-0. Vai giù, mamma mia, che schifo partita. Nel primo tempo fatto proprio a Bambera. Cioè, è successo niente nel primo tempo. Solo magari un'azione che il Napoli stava per prendere gol, però poi per fortuna penso che la prima volta in questa stagione Milinkovic-Savic si è allungato. Non vuol dire che non si allunga, vabbè, se si allunga solo una volta all'anno, facciamoci due pensieri e facciamoci pure due domande e risposta, tanto vedete taglio nuovo, ma vabbè. Poi voglio il Como sempre nel primo tempo ha pressato molto il Napoli, partita tra l'altro piena di falli, ma vabbè, e poi nel secondo tempo, no? Io dico, Antonio Conte sotto questo aspetto fa schifo, vai giù, cioè, non potete dicere niente, cioè, perché tu vedi che nel secondo tempo, no? Il Como si sta abbassando molto, non ti sta pressando di meno rispetto al primo tempo, ma che cavolo, vai, crea più azioni. In totale il Napoli, in totale sta partita, sia prima che secondo tempo, ha fatto 3 azioni. 3. Uno che ha sbagliato, come si chiama? Una che ha sbagliato McTominay, che stava pure per entrare in porta, tra l'altro. Un'altra di Politano, un'altra nel primo tempo a calcio d'angolo. Quindi ci fa capire. Poi giù, sinceramente, Antonio Conte, se deve fare queste cose, io l'anno prossimo non lo voglio vedere più. Potete dire tutto quello che volete voi, ma io dall'anno, se Conte deve fare queste figure, ok, il campo del Como è difficile, ok, la squadra del Como è difficile, però se deve fare una partita buona per dare illusioni ai tifosi, perché ci ha illuso a tutti quanti, ok, se ne è reso conto solo un mio amico Gennaro, l'hanno fa visionario, perché io sapevo già, perché prima della partita ha detto, in un gruppo che abbiamo in comune, ha detto qua giù, ma secondo me la partita la settimana passata è stata illusoria, è stata per illuderci. Guardate che proprio al 60-70% o Napoli o pareggia o perde. E teneva ragione, vai giù, teneva ragione. Napoli non ha perso ma pareggiato. Gennaio, mamma mia, dammi pure consiglio se stai guardando questo video, ci andiamo a giocare a bullette, andiamo dall'Eurobet, capito? Ci andiamo a giocare qualche bolletta magari qualche giorno di questi. Vabbè, a parte gli scherzi, va giù, però veramente Conte o inizia nelle prossime a far giocare bene oppure se ne dai proprio. Cioè De Laurentiis, vedi come devi fare e un allenatore buono che ti fa gioco come faceva Sarri, o pigli direttamente a Sarri e la porta a Napoli e basta. Non fate tanti nomi Pep Guardiola, perché ho visto che stanno uscendo, Pep Guardiola non può mai venire, Allegri, una persona da venire Napoli, Sarri con quel gioco pazzesco, va giù. Sarri o uno che ha il gioco simile a Sarri, questo punto, non voglio sapere niente, perché quando intanto stanno pure sparando il botto, non so se le sentite, ma vabbè, va giù, però veramente si può giocare così, vuol dire diciamo non si può giocare così, perché io mi fa serio guardare partita, mi fa serio di guardarle, mi viene lo schifo. Io oggi
dovevo andare in chiesa, dovevo servire messa, però non sono andato perché ho detto, ma può essere che succede qualcosa. Non è successo niente, niente è successo. Vabbè, vai giù, facciamo complimenti all'Inter, grande applauso, non ci do campionato. Non è per scherzare, ma veramente, perché se vincono la prossima di domani contro il Parma, tra l'altro le squadre piccole si fanno serie, diventano il Barcellona, il Bayern Monaco, il Real Madrid, solo contro il Napoli. Quindi probabilmente l'Inter domani vincerà e diventerà campione probabilmente. Vabbè, ci rimane, vi ricordo di lasciare like, di commentare per sostenermi e per sostenermi ancora di più iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.